Buongiorno da Leandro Maggi, Rovighi in diretta. Continua la settimana della sostenibilità del Delta del Po, nel Museo regionale della bonifica di Cavendramin, nel comune di Taglio di Po. Oggi l'Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po presenta i progetti per la messa a terra dell'Agenda 2030. Nello specifico degli obiettivi di carattere ambientale, fonti di finanziamento, esperienze e scambio di buone pratiche con gli operatori economici locali. E come sempre ascoltiamo i protagonisti della giornata. Lara Mosca, direttrice del Museo della Bonifica di Cavendramin, è un museo che sta diventando il centro nevralgico della cultura del Polesine, o sbaglio? Allora, diciamo che in questa settimana è diventato un punto di ritrovo importante per parlare di sostenibilità, perché da lunedì 10 fino a domenica 16 qui si incontreranno, si sono già incontrati, si continueranno a incontrare nei prossimi giorni, perché oggi siamo solo a mercoledì, i più principali attori territoriali, pubblici e privati, che operano con strumenti, fanno progetti, programmi, ma anche azioni concrete proprio di sviluppo sostenibile. Oggi è in corso il convegno del parco, che ha raccontato e illustrato i suoi progetti di sostenibilità. Ieri c'è stata Confagricoltura, ma ci sono stati i sindaci dell'area interna il primo giorno, ieri pomeriggio Bancadria, Colle Euganea, insomma tutti i temi della sostenibilità, gli aspetti, i punti di vista, dall'ambientale al sociale al culturale fino all'economico, che ovviamente è la grande risorsa, è tra le grandi risorse di questo territorio. Assessore Corazzari, qua a Cavendramin, al Museo della Bonifica, stiamo parlando di sostenibilità, stiamo parlando anche di contratto di foce. La Regione è presente? La Regione deve essere presente, ricordiamo il grande lavoro che la Regione e gli enti regionali svolgono su questo territorio per garantirne la possibilità di essere produttivo e accogliente. Tutto il lavoro che viene fatto dai nostri consorzi di bonifica, il lavoro fatto dall'AIPO, fatto dai geni civili, fatto da tutti coloro che vivono e insistono su questo territorio, soprattutto con le attività del primario, la pesca e l'agricoltura. Ecco, naturalmente serve una grande collaborazione tra quelle che sono le parti pubbliche e quelle che sono il ruolo delle comunità che qui vivono e lavorano e le associazioni che rappresentano le parti produttive. Di certo quindi è un'occasione questa per cogliere delle opportunità e per individuare il modo per lavorare meglio e impegnare in modo più efficace le risorse disponibili. Ecco, contratto di foce, 7 comuni, come stanno collaborando i 7 comuni con la Regione? C'è una buona sintonia, buona sinergia? Sicuramente sì, questo è un bel esempio di lavoro di squadra che già da tempo viene fatto dai comuni del Delta, con le aree interne, col contratto di foce, con il parco del Delta del Po, quindi è una realtà questa che è già abituata a lavorare insieme e che trova il pieno sostegno da parte nostra come Regione, perché cerchiamo sempre di favorire quelle realtà che si mettono assieme. Un redattore sottolineava il fatto che il turismo, che prediligeva il turismo balneare, adesso c'è un turismo ecosostenibile. Che a che anno siamo in Polesine in particolare, nel senso piste ciclabili, tutto quello che comporta appunto l'ecosostenibilità, come siamo messi? Non siamo all'anno zero. L'anno zero è già passato perché? Perché anche oggi è nato ed è emerso una voglia, una consapevolezza, ma anche una conoscenza che l'allargare la stagione, avere le piste ciclabili funzionanti e manutentate, avere un prodotto turistico diversificato rispetto all'ombrellone e il lettino, avere una proposta enogastronomica d'eccellenza, quali sono i nostri prodotti del territorio, e avere anche attraverso il MAB, attraverso tutte le identificazioni di qualità che ci siamo portati a casa in questi anni, avere anche un patrimonio culturale, artistico, archeologico che abbiamo in questo territorio. Io credo che oggi le persone che sono state sedute a questo convegno hanno capito, ma avevamo già capito, che dovevamo andare in questa direzione per poter allargare la stagione da una parte, ma integrare il reddito di chi fa attività su questo territorio.